caloroso benvenuto a tutte e a tutti. Sono davvero lieta di introdurre questo workshop che è intitolato Quale sostenibilità per la longevità. Ragioneremo, secondo un'ottica multidisciplinare, degli effetti dell'invecchiamento della popolazione sulla società, sul mercato del lavoro e sul welfare. Voglio ricordare che la realizzazione di questo evento è stata possibile grazie al finanziamento di Fondazione Friuli. Fondazione Friuli che ha sostenuto con convinzione un progetto dell'Università di Udine che si chiama Alt-Frailty, un progetto la cui responsabilità scientifica è da attribuirsi al gruppo interdisciplinare sull'invecchiamento attivo dell'Università di Udine. Oggi daremo conto soltanto di una piccola parte di questa ricerca interdisciplinare e multidisciplinare. In particolare daremo conto della ricerca condotta dal Work Package numero 4, che è quella che vede me, la sottoscritta, quindi come responsabile scientifica, e a questa ricerca hanno fatto parte molti collaboratori e collaboratrici di cui oggi sentiremo i risultati di alcune parti delle loro ricerche. Oltre agli interventi in presenza di oggi, ci saranno anche degli interventi online, quindi le persone che hanno partecipato a questa ricerca, che oggi non possono essere qua, hanno prodotto una videoclip che sarà resa disponibile online sul canale Play Uniwood, dove peraltro si troverà anche la registrazione di questo evento. In presenza ci saranno con me oggi Marina Brollo, Elisabetta Bergamini, Fabio Buttussi, Caterina Mazzanti, Gianluca Picco, Massimiliano De Falco. Questa ricerca del Work Package 4 sta anche avendo uno sbocco interessante su una collana scientifica di cui poi darò conto, un corso di pubblicazione e sarà un lavoro open access, quindi liberamente accessibile, che metteremo a disposizione quindi di tutte e di tutti. Partiamo dal titolo. Il titolo è composto da una domanda, quindi quale sostenibilità per la longevità? È una domanda perché il tema che vogliamo affrontare non ha una risposta, quindi noi cercheremo di dare delle interpretazioni, di spiegare alcuni aspetti, ma ovviamente non siamo in grado di fornire una risposta, ed è quello della relazione tra la longevità della popolazione italiana e gli effetti che questa longevità ha nella prospettiva dello sviluppo sostenibile del nostro Paese. Lo stesso PNRR, quindi il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, accende proprio un faro sulle dinamiche demografiche e sulle sfide che l'invecchiamento della popolazione sta ponendo all'Italia. Sfide dell'invecchiamento della popolazione che si collegano con l'altra sfida, l'altra grande sfida, che è quella della denatalità. Diventa quindi essenziale riflettere sulla sostenibilità finanziaria del nostro sistema di welfare e sulla connessa e conseguente sostenibilità sociale dei processi di riforma adottati dal nostro Paese per ammortizzare e per affrontare questa pesante crisi demografica in atto. I dati che ci fornisce l'Istat sono inquietanti. Nel 2020 è sparita la popolazione di una città grande quanto Firenze, ovviamente accentuandosi a causa dell'epidemia di Covid-19, un trend che si era già manifestato dal 2015. Nel 2020 si è registrato il massimo storico dei decessi dal secondo dopoguerra e il minimo storico di nascite dall'Unità d'Italia, quindi una tempesta perfetta. Le previsioni che l'Istat formula per il futuro dovrebbero allarmare tutti, in primis chi ci governa, in primis la politica, proprio perché l'Istat lancia un grido, un avvertimento. Le previsioni sul futuro demografico dell'Italia ci restituiscono un quadro di grandissima crisi. Le proiezioni sono quelle di un continuo decremento demografico e di una ulteriore longevità della popolazione. Naturalmente il declino demografico fa sì che ci sia una diminuzione della popolazione dei giovani, cioè la componente più dinamica della nostra società e della nostra economia.
sono coloro che fungono da motore della società, siete voi. Fungono da motore dell'innovazione del nostro Paese, sulle cui spalle però viene scaricato il costo del welfare, dei sistemi di sicurezza sociale, il peso di una popolazione sempre più vecchia, colpita da malattie non solo infettive, ma malattie croniche. È come se fossimo seduti su una bomba ad orologeria, ma fossimo incuranti di questo, ritenendo che scoppierà forse più avanti. Ovviamente, quando parliamo di ragionamenti che riguardano l'invecchiamento della popolazione, dobbiamo domandarci cosa vuol dire essere vecchi, essere anziani, qual è il perimetro, l'area di riferimento. Dare una definizione della popolazione anziana non è semplice. Per l'ONU, gli anziani sono coloro che hanno superato i 60 anni di età. Per l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'asticella è più oscillante perché viene fatto un ragionamento anche in relazione al territorio di riferimento, al paese del mondo che si prende in considerazione. Per quello che riguarda l'Italia è interessante che la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria ha invece aumentato l'asticella, ritenendo che il concetto di vecchiaia e anzianità in Italia possa collocarsi tra i 65 e i 75 anni. Dal punto di vista giuridico, forse la cosa è un po' più semplice, anche se solo apparentemente, perché la nozione di vecchiaia e anzianità è molto ancorata e fortemente condizionata dall'età pensionabile, quindi determinata dal legislatore, con una sorta di, ovviamente, approssimazione. Certamente il progressivo innalzarsi dell'età pensionabile e quindi della possibilità per molte persone di accedere alla pensione ha fatto sì che persone mature, che seniores, costituiscano ormai una fetta importante della popolazione attiva e quindi concorrano con gli adulti e con i giovani nel mercato del lavoro. Nello stesso mercato del lavoro c'è quindi una competizione tra giovani e anziani, perché ovviamente gli anziani cercano di mantenere la propria posizione, salvo ovviamente la possibilità consentita sporadicamente e in modo a volte discontinuo da parte del legislatore di accedere a delle fughe, quindi a delle uscite preferenziali. Non dobbiamo inoltre trascurare il peso degli over 60 in politica, al vertice di tantissime organizzazioni, anche sindacali, datoriali. Insomma, è chiaro che siamo un paese in cui la popolazione anziana conta e conta molto. Ricordiamo che con lo scoppio della pandemia di Covid-19 è stato introdotto anche un altro concetto, che è quello di fragilità, per approntare delle specifiche misure anticontagio per quella parte della popolazione che è ritenuta appunto più fragile, più vulnerabile. Ma il concetto di fragilità non è strettamente immediatamente connesso al concetto di anzianità e di vecchiaia, perché soltanto nel caso di comorbilità, quindi della copresenza di ulteriori malattie, gli anziani vengono considerati fragili. Diciamo in conclusione che la longevità sta mettendo a dura prova il nostro sistema sociale, il nostro sistema di welfare, ma sta creando anche dei disequilibri nel mercato del lavoro e necessariamente dei disequilibri nella società. Sta scricchiolando quella che è una cosa fondamentale, cioè la solidarietà intergenerazionale, cioè tra generazioni. Se viene meno la solidarietà tra generazioni è chiaro che si perde fiducia nel futuro. I giovani si rendono conto di dover sostenere il peso di una popolazione che invecchia, di un welfare sempre più pesante, di un sistema sanitario nazionale sempre più costoso e questo ovviamente ha un'incidenza proprio sul patto tra le generazioni. È fondamentale allora pianificare delle strategie non solo per favorire la natalità, ma anche per favorire l'invecchiamento attivo. E cos'è l'invecchiamento attivo? Non è facile definirlo, ci ha provato l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che dice che l'invecchiamento attivo è un processo in cui si garantiscono delle opportunità di salute, di partecipazione e sicurezza per migliorare la qualità della vita delle persone che invecchiano. E bisogna iniziare sin dall'inizio, sin da quando si è giovani, proprio per garantire
maggiori speranze di vita e una maggiore partecipazione attiva nella società alle persone che nell'arco della loro vita subiscono delle trasformazioni. Questo certamente è un obiettivo fondamentale, ma non può verificarsi se a livello sistemico non si adottano delle strategie, non si investe, non c'è un impegno dello Stato, delle regioni, quindi della politica, per effettivamente garantire un'adeguata protezione della popolazione più anziana, una necessaria quindi sicurezza sociale, ma anche l'accessibilità e un costo diciamo non eccessivo per quello che riguarda le cure. L'occasione del PNRR ovviamente è ghiotta e può consentire uno sviluppo in questo senso, una nuova linfa. Naturalmente però servono degli obiettivi che consentono di pianificare degli strumenti che siano strumenti adeguati. Nella consapevolezza che c'è sempre più domanda di welfare, c'è sempre più bisogno di welfare, noi non vogliamo rinunciare al nostro welfare. E nella consapevolezza delle criticità del mercato del lavoro italiano, dell'alto tasso di disoccupazione e di precarietà, e nella consapevolezza di tutti i fenomeni di globalizzazione e digitalizzazione che complicano il contesto, senza contare le crisi internazionali in cui siamo totalmente immersi. Quindi la politica deve prendere delle decisioni strategiche di medio e di lungo periodo se vuole affrontare in maniera consapevole ed efficace questo fenomeno ineluttabile. E naturalmente queste decisioni della politica condizioneranno profondamente l'attuale sistema italiano di sicurezza sociale e anche lo sviluppo del nostro Paese. Fatta questa introduzione, io ora adesso cederò la parola ai vari relatori e alle varie relatrici che si alterneranno a fianco a me, in primis alla professoressa Marina Brollo, professoressa ordinaria di diritto del lavoro nell'Università di Udine, nel Dipartimento di Scienze Giuridiche, che tratterà già un tema chiave, un tema strategico e già dal titolo incuriosisce. Lavoro agile. Prima gli anziani? Prego, Marina. Grazie. Ringrazio innanzitutto la professoressa Filì, nostra responsabile dell'unità di ricerca, per avermi coinvolto in questa ricerca intrigante anche perché in base alle definizioni ONU io posso definirmi una lavoratrice anziana e quindi sono molto interessata alle tecniche di invecchiamento attivo per continuare a svolgere questo mestiere che amo molto. Allora, faccio subito una premessa. Io parto da un punto di domanda, come ha precisato la professoressa Filì. Se gli anziani possono venire prima, se possono venire prima per questa misura di invecchiamento attivo. E faccio questo, riferisco a questo contesto che già ha tratteggiato la professoressa Filì sulle politiche per il lavoro degli anziani, ricordando che un tempo era semplice, la politica più gradita per gli anziani era quella di uscita dal mercato del lavoro, quindi fuori dal lavoro, con ovviamente i costi che conosciamo. Oggi invece al contrario stiamo tentando di costruire un ponte per rimanere nel lavoro, per rimanere ovviamente con tutte le problematiche di sostenibilità di questo lavoro degli anziani, con tutte le problematiche di inclusione e di non discriminazione. È ovvio che domani, come già anticipato la professoressa Filì, nel mondo di domani ci sarà una competizione tra il problema degli anziani e i problemi dei giovani. Quindi la mia domanda dipende anche da questo. Oggi probabilmente dobbiamo preoccuparci degli anziani, ma domani probabilmente dovremmo occuparci dell'inclusione dei giovani. Allora, fatta questa premessa, qual è lo strumento che io considero? Ma ritengo che per il lavoro degli anziani sia importante una flessibilità pro lavoratore, una flessibilità che riguarda due pilastri del lavoro, il tempo e il luogo di lavoro. Quindi non c'è dubbio che lo strumento di cui parlerò è il lavoro agile, cioè è quella misura di invecchiamento attivo che permette appunto di variare l'orario e il luogo di lavoro.
Passo quindi ad una breve sintetica analisi del lavoro agile per ricordare che nel modello originario il lavoro agile è sicuramente una misura di conciliazione tra la vita lavorativa e la vita personale, quindi dovrebbe essere uno strumento per i lavoratori anziani, ma la legge 81 del 2017 è, indifferente su questo punto, non prevede delle preferenze per i lavoratori anziani e non rinvia alla contrattazione collettiva, che potrebbe essere lo strumento più opportuno per prevedere queste preferenze. Invece durante la pandemia, quindi durante lo stato di emergenza, nella situazione che noi ben conosciamo in cui gli anziani diventano più vulnerabili di prima, ecco, in questa situazione il legislatore emergenziale, nel novellare il lavoro agile, nel renderlo più semplice, nel renderlo una misura di organizzazione aziendale, una misura nelle mani del datore, si è anche preoccupato di proteggere le persone più fragili, come già anticipato la professoressa Filì. Quindi si è preoccupato di prevedere delle tutele per i lavoratori fragili. Ma chi sono i fragili? Gli anziani? No. Come ha già precisato la professoressa Filì, dipende, non basta l'anzianità per essere fragili, ma occorre che ci siano altre malattie che appunto mettono il lavoratore in una situazione di vulnerabilità. E a questi lavoratori fragili cosa concede il diritto? Soprattutto una via privilegiata di accesso al lavoro agile. Privilegiata all'inizio secondo due modalità: una mera priorità per i meno fragili, un vero e proprio diritto per i più fragili. Ma entriamo più nel dettaglio di questo che è l'oggetto della mia ricerca. Chi sono i fragili? Beh, innanzitutto sono lavoratori del pubblico e privato. Su questo non c'è differenza tra pubblico e privato. Ma quali lavoratori? Qui è in corso una trasformazione, una modifica, nel senso che fino all'altro ieri i fragili erano quelli descritti, dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto Cura Italia. Comma 2, articolo 26, decreto Cura Italia, cioè il decreto 18 del 2020. Mi permetto di dare questi numeri perché sono fondamentali, sono gli stessi che vengono giocati in questa partita. Allora, il comma 2 ci diceva chi erano i fragili. Non ce lo dice più, probabilmente, c'è un dubbio, non ce lo dice più perché è appena stato emanato un decreto che possiamo chiamare patologie croniche. Ci dice quali sono le condizioni, non chi sono i lavoratori fragili, ma quali sono le condizioni che portano alla fragilità. Ecco, su questo è già intervenuto un messaggio INPS che però alimenta dei dubbi. Non è chiaro se i vecchi lavoratori fragili si sommano a queste condizioni oppure se le nuove condizioni sostituiscono l'elenco di prima. Quindi siamo di fronte a questo dubbio. Io propendo per l'ipotesi che il decreto novelli e che quindi questo è il nuovo elenco, quello del decreto, il decreto del Ministro della Salute emanato il 4 febbraio 2022. Quindi abbiamo capito che i fragili sono quelli in condizioni di fragilità elencate da questo decreto. Ma cosa aspetta? Quali tutele per questi fragili? Quindi per i lavoratori anziani in condizioni di fragilità, una sola tutela, il diritto al lavoro agile. Questo diritto è previsto dal comma 2 bis di quell'articolo 26 che vi ho appena citato. Il comma 2 bis del decreto 18 del 2020 prevede quindi questa inclusione, un diritto vero e proprio del lavoratore fragile ad accedere al lavoro agile. Ora, attenzione, premesso che siamo tutti consapevoli che il lavoro agile è ambiguo. Può essere uno strumento di inclusione, ma può essere anche uno strumento di esclusione. Dipende dalla qualità delle regole della disciplina del lavoro agile.
e quindi dipende dalle discipline in concreto, nel concreto ambiente di lavoro. Però io voglio continuare il discorso giuridico per segnalarvi che in realtà questo diritto è un diritto debole e allo stesso tempo fragile. Perché? Perché c'è un non detto, perché l'agilità è possibile laddove le mansioni siano remotizzabili, siano smartabili, laddove ci siano delle condizioni abilitanti, laddove un lavoratore possa lavorare in modalità agile. Quindi la commessa del supermercato difficilmente potrà lavorare in condizioni smartabili. Non solo, ma c'è un problema. Se questo lavoratore anziano, fragile, non svolge un'attività che può essere svolta in modalità agile, che succede? Succede che viene considerato assente dal lavoro. Assente dal lavoro con il dubbio, perché il legislatore si dimentica di precisare queste tutele, con il dubbio se questa assenza sia equiparata ad un ricovero, ad una malattia, e quindi ci sia l'indennità di malattia. Quindi spesso questo lavoratore fragile si trova a casa senza la retribuzione. Quindi il legislatore prevede un diritto, ma è un diritto debole, è un diritto fragile. E allora cosa fa per rinforzarlo? Perché è consapevole di questo. Prevede, io ho detto, una sorta di repêchage dell'agilità. Sempre il comma 2 bis dell'articolo 26, sempre quello, che cosa fa? Prevede che il lavoratore anziano, fragile, possa essere adibito ad un posto agile cercando anche altre posizioni che possono essere diverse rispetto alle sue mansioni, quindi uno ius variandi, un allargamento, quindi la possibilità di spostare il lavoratore a tutte le mansioni della categoria, non solo della qualifica, ma addirittura della categoria o dell'area di inquadramento individuata dai contratti collettivi. Cioè a dire, la parola passa alla contrattazione collettiva, che deve individuare l'area di repêchage di questi fragili. Non solo, ma intuizione opportuna, questo lavoratore, se non si trovano queste mansioni agili allargate, può essere anche adibito a specifiche attività di formazione. È un lavoratore che potrebbe diventare agile, formiamolo. Questa è una previsione molto importante perché si tratta di una formazione in orario di lavoro, non solo, ma è anche una formazione che può essere svolta da remoto. Quindi se non può lavorare da remoto, può almeno formarsi per imparare a lavorare da remoto. Quindi la mia sintesi è che il lavoratore anziano fragile ha diritto al lavoro agile con alcuni accorgimenti, cautele per agevolare questo diritto, ma è un diritto a scadenza. Lo sappiamo, le normative di emergenza di solito scadono con la chiusura dello stato di emergenza, quindi 31 marzo. C'era una preoccupazione, quindi il legislatore sta varando un decreto per allungare questa opportunità fino al 30 giugno. E dopo? Dopo il 30 giugno che cosa succederà? Allora, ci sono tre possibilità. Possiamo scommettere sulla legge, cioè che questa normativa diventi stabile. Non lo so se avverrà, anche perché ho già visto un progetto di riforma della legge 81 del 2017 in cui si ritorna alla vecchia idea del diritto al lavoro agile per i fragili, ma con un diritto di mera priorità. Quindi non è questo diritto, ma è solo una priorità. Quindi non scommetterei sul legislatore. Però il legislatore, anche tenendo conto delle indicazioni del protocollo Orlando, intende scommettere sulla contrattazione collettiva. Su quella già scommetto di più. Quindi i contratti collettivi potrebbero, in base anche a quanto indicato dall'articolo 10 del protocollo Orlando, potrebbero prevedere delle tutele per i lavoratori fragili.
Potrebbero, ma sinora non hanno dimostrato una grande interesse per questa materia. Diciamo che la contrattazione collettiva, le parti sociali sono state piuttosto frigide rispetto a questa problematica. E allora non resta che ritornare al vecchio aiuto della giurisprudenza, scommettere di nuovo sulla giurisprudenza, ma soprattutto per chi? Per quei lavoratori anziani che sono disabili. Ecco che se il lavoratore anziano è anche disabile, ma può lavorare, può usufruire delle tutele che stanno fiorendo nel prisma degli accomodamenti ragionevoli e fioriranno anche grazie al prezioso contributo dottrinale dato dal professor Garofalo, che ha individuato questo strumento come uno strumento per cambiare le regole del gioco. Quindi io scommetto sulla giurisprudenza e scommetto soprattutto sullo strumento antidiscriminatorio. Quindi la tutela potrà essere vista declinata come una tutela di protezione con finalità antidiscriminatorie verso gli anziani. Quindi, concludendo direi che la longevità è una parola che è per lo più femminile. La professoressa Filì ci ha ricordato che dobbiamo tener conto delle statistiche, e le statistiche ci dicono che le donne per Costituzione sono la metà migliore, vivono di più, ma vivono peggio. Vivono peggio e quindi dobbiamo preoccuparci della loro fragilità. Dobbiamo far sì che questa fragilità diventi meno fragile, dobbiamo incentivare la sostenibilità, ovvero il messaggio conclusivo del mio intervento è che dobbiamo imparare a leggere anche questi temi con gli occhiali di genere. E quindi, se la mia domanda era all'inizio prima gli anziani, non so tanto la risposta sulle fragilità, ma di sicuro posso dirvi che le tutele vanno prima di tutto per le anziane. Grazie. Grazie Marina. Adesso chiamo la professoressa Bergamini. La professoressa Bergamini, professoressa ordinaria di diritto dell'Unione Europea nell'Università di Udine nel Dipartimento di Scienze Giuridiche, che ci parlerà del principio di non discriminazione basato sull'età nella giurisprudenza della Corte di Giustizia. Prego. Allora, grazie mille, ringrazio la professoressa Filì per avermi invitato a partecipare a questo evento in particolare, ma in particolare per avermi invitato a partecipare a questo progetto di ricerca collegato a tutta una serie di iniziative che mi consentono di vedere un lato diverso di quella che è l'applicazione del diritto internazionale e del diritto dell'Unione Europea di cui io mi occupo. Quindi dei profili abbastanza particolari che rappresentano certamente una delle sfide per il futuro. Il tema che io andrò ad analizzare è quello del principio di non discriminazione basata sull'età nella giurisprudenza della Corte di Giustizia. E devo dire che per me stessa andare ad approfondire questi profili ha rappresentato una serie di curiosità, di riscontri molto interessanti collegati anche a quello che è emerso dalle considerazioni del precedente intervento della professoressa Brollo. Perché? Perché in effetti il diritto dell'Unione Europea si occupa di questi profili, se ne occupa a livello generale, ci sono alcune pronunce che sono ormai anche abbastanza note, suppongo a chi un minimo di diritto dell'Unione Europea lo mastica, lo vive, lo studia. Perché? Perché ad esempio la sentenza Mangold è una sentenza molto nota nella quale la Corte di Giustizia ha affermato per la prima volta in maniera così netta l'esistenza di un principio generale di diritto che appunto afferma il divieto di discriminare in base all'età e che esisterebbe autonomamente, quindi a livello di fonte internazionale come principio generale derivante da trattati esistenti, ma anche derivante da semplicemente una consuetudine ormai. Quindi un elemento fondamentale da cui partire è quest'idea per cui il divieto delle discriminazioni basate sull'età ormai è considerato un principio generale. In realtà nel diritto dell'Unione Europea noi l'abbiamo anche poi fatto nostro nell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali,
Carta dei diritti fondamentali che la Corte ha più recentemente affermato essere sufficiente per conferire ai singoli un diritto soggettivo, invocabile in quanto tale. In questo contesto poi si collocano anche una serie di strumenti di diritto secondario dell'Unione Europea, fra i quali il principale è la direttiva 2008 numero 78 che si occupa di lotta alle discriminazioni in ambito lavorativo. Quindi il principio è sì un principio generale, ma è un principio che trova una sua particolare collocazione nell'ambito appunto di cui stiamo discutendo in questo incontro di oggi, che è l'ambito lavorativo. Da questo punto di vista è interessante proprio la considerazione che viene fatta da una certa dottrina sui cosiddetti fair innings arguments, cioè il principio delle cosiddette eque aspettative di vita, per cui in realtà si giunge a stabilire questa definizione per cui le discriminazioni basate sull'età sarebbero in realtà ammissibili a certe condizioni, e le condizioni che le rendono ammissibili è quando queste discriminazioni abbiano una finalità particolare, cioè per evitare disuguaglianze. So che può sembrare paradossale dire che una discriminazione serve ad evitare le disuguaglianze, ma sappiamo bene che in realtà in certi casi sono necessarie delle azioni positive per evitare le disuguaglianze, o anche per raggiungere una parità di opportunità per le diverse generazioni. Questo si collega bene con quanto è stato visto nella relazione precedente. Vi faccio un paio di esempi. Giurisprudenza della Corte di Giustizia su questi punti si è focalizzata ad esempio sull'età massima per accesso ad attività lavorative. Perché? Perché la questione dell'invecchiamento si relaziona anche alla questione dell'accesso all'attività lavorativa. Può sembrare paradossale, però in qualche modo è ovvio che più noi innalziamo una barriera di accesso all'attività lavorativa, più consentiamo a persone anziane, passatemi il termine, anche se talvolta semplicemente un po' più anziane di altre, di accedere ad una certa attività. E qui vi porto una comparazione fra due diverse pronunce. La prima è la sentenza Wolf del 2010, nella quale un rinvio pregiudiziale nazionale interrogava la Corte di Giustizia sulla legittimità di un limite all'accesso alla professione di vigile del fuoco che era stato previsto come limite di 30 anni. Perché 30 anni? Perché si diceva che la professione di vigile del fuoco necessita di una abilità fisica particolare, necessita di doti atletiche che sono incompatibili con un accesso alla professione troppo in avanti nell'età. Non perché un quarantenne non possa essere prestante fisicamente, ma perché se noi consentiamo l'accesso al quarantenne, il quarantenne non maturerà un'esperienza tale nel lavoro prima del pensionamento, tale da giustificare ad esempio un trattamento pensionistico. E in questo caso la Corte di Giustizia ha dato ragione al legislatore nazionale dicendo che effettivamente era una situazione particolare nella quale un limite anche basso di età per l'accesso poteva essere giustificato. Diversa è la questione, ad esempio, per l'accesso alla professione notarile. Qui c'è stato un rinvio pregiudiziale effettuato dal Consiglio di Stato per la normativa italiana, per la quale si prevede come limite di accesso alla professione quello dei 50 anni. E c'è stata una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea recente del 2021 che ha stabilito che in realtà in questo caso, allora la Corte in realtà delega il giudice nazionale a fare una valutazione di merito, ma mette tutta una serie di elementi per cui dubita della legittimità di un requisito del genere, perché il notaio tendenzialmente non ha necessità di essere particolarmente atletico, non salva i gattini dagli alberi e quindi probabilmente è anche comprensibile che l'accesso alla professione possa avvenire anche più avanti. È ovvio che questo lascia aperto però tutti i problemi di ricambio generazionale e tutti i problemi pensionistici, nei quali appunto non è il caso che io mi soffermi in questa sede, ma che sono effettivamente esistenti. Cosa ci dice la Corte? Che è necessario trovare il giusto equilibrio fra
agevolare il ricambio generazionale e, il punto che ci interessa, la necessità di salvaguardare la partecipazione dei lavoratori più anziani alla vita professionale. Perché? Perché, come si diceva prima, i lavoratori più anziani sono quelli maggiormente vulnerabili a causa di tale caratteristica. Quindi vedete come la Corte proprio si pone in quest'ottica proattiva nei confronti del lavoratore di una certa età. Diversa giurisprudenza è quella in materia di pensionamento, età e limiti lavorativi. E anche su questo la Corte di Giustizia è intervenuta in epoca recente con delle pronunce che potrebbero sembrare contrastanti, ma di fatto non lo sono. Io ho messo nella slide, vedete in verde, anche se non si vede bene il colore, le prime pronunce delle quali la Corte di Giustizia ha dato semaforo verde a certe previsioni nazionali che potevano sembrare discriminatorie. Ad esempio per l'età pensionabile per i professori universitari. La Bulgaria aveva previsto, sentenza Georgiev del 2010, un limite di 65 anni estendibile a 68 ma con contratti annuali, quindi con una possibilità di arrivare a 68 solo in maniera valutata di volta in volta. Questo è stato considerato un limite legittimo per garantire il ricambio generazionale. Limite di 65 anni per i procuratori presso il Tribunale, anche in questo caso lo si è correlato all'accesso dei giovani, corretta amministrazione della giustizia. Diversa è stata la valutazione che è stata effettuata nel caso della sentenza contro l'Ungheria, procedimento di infrazione in questo caso, non rinvio pregiudiziale, per i giudici. Perché? Perché l'Ungheria aveva previsto un limite di 62 anni come obbligo di pensionamento per giudici, procuratori e notai. La questione diventava una questione anche di valenza politica perché consentiva di fatto a un nuovo organo che era stato istituito a livello nazionale di nominare 200 nuovi giudici in un unico momento, così con alla faccia del ricambio generazionale una quasi stravolgimento di quella che era effettivamente la composizione degli organi giudiziari di quello Stato, e questo la Corte ha detto non è di per sé giustificato, no, viola il legittimo affidamento, è qualcosa di assolutamente ultroneo rispetto allo scopo. E non mi soffermo poi sulle pronunce simili relative alla situazione della Polonia, dove però la questione era ancora più collegata proprio alla violazione dello Stato di diritto. Chiudo con invece un altro caso abbastanza particolare nel quale la Corte ha proprio sottolineato la necessità di tutelare il lavoratore anziano, che è un caso che riguarda l'ordinamento italiano. Perché? Perché c'era stato questo bando pubblico per conferire un incarico per un'attività di consulenza. Quindi di per sé qualcosa che era un incarico preciso, puntuale, non un'assunzione a tempo indeterminato, solo che in questo bando pubblico era stato previsto espressamente che i lavoratori in quiescenza, i pensionati, non potessero partecipare al bando. E c'erano state appunto delle contestazioni a livello nazionale che avevano portato a questo rinvio, perché un lavoratore in quiescenza avrebbe voluto partecipare, era pienamente qualificato per partecipare, aveva tutte le competenze per partecipare, ma si vedeva opposto questo divieto assoluto. E questo, secondo la Corte di Giustizia, è una discriminazione ingiustificata basata sull'età. Fosse stato un bando per l'accesso ad una professione a tempo indeterminato, comunque per un periodo lungo, ovviamente la connotazione sarebbe stata diversa, ma il singolo incarico di consulenza era sicuramente qualcosa che poteva essere svolto anche da una persona avanti con l'età che anzi probabilmente aveva maturato l'esperienza necessaria per svolgere un incarico del genere. E quindi la Corte dice, testuali parole, che è necessario, in base alla direttiva 2078, raggiungere un equilibrio fra
la volontà di favorire l'accesso dei lavoratori giovani all'occupazione, che è sicuramente un obiettivo meritevole di tutela, ma anche il rispetto del diritto delle persone più anziane di lavorare. Quindi deve esserci questo rispetto, deve essere garantito, ci deve essere appunto un bilanciamento di questi interessi per consentire anche ai lavoratori più avanti con l'età di continuare ad utilizzare l'esperienza acquisita, in particolare a maggior ragione, qui si trattava di un bando pubblico, quando questa esperienza viene utilizzata per delle finalità di pubblico interesse. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Elisabetta. E adesso chiamo il professor Fabio Buttussi, ricercatore di informatica nel Dipartimento di Informatica e Matematica, che ci parlerà della realtà virtuale per gli anziani, nuove prospettive per la formazione continua. Buongiorno a tutte e a tutti, ringrazio anch'io la professoressa Filippi soprattutto per avermi coinvolto e fatto sentire accolto insomma, in questo gruppo di colleghi che si occupano appunto di temi molto diversi dai miei. Come vi è stato anticipato, io lavoro presso il Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche dell'Università e in particolare appunto svolgo attività di ricerca presso il laboratorio di interazione uomo-macchina e mi occupo principalmente di realtà virtuale. Allora, molti di voi si saranno chiesti cosa ci faccio bene qui, insomma, e la prima slide risponde un po' a questa domanda. Abbiamo già visto negli interventi precedenti il tema, no, dell'innalzamento delle aspettative di vita, la conseguente permanenza nel mondo del lavoro dei lavoratori anziani e ci diceva anche già la professoressa Brollo che gli anziani potrebbero trovarsi a svolgere attività lavorative diverse rispetto a quelle che svolgevano inizialmente, no? Proprio per queste fragilità. E sono diverse anche da quelle per cui sono stati formati a loro tempo. Un altro caso può essere che svolgano attività che sono simili, ma che nel frattempo si svolgono in modo diverso, perché la tecnologia, no? le conoscenze sono cambiate, quindi quello che una volta si faceva in un modo, adesso si fa in un modo differente. Chiaramente più l'età dei lavoratori sale e più la differenza tra la formazione iniziale e l'attività che andrò effettivamente a svolgere diventa grande, no? E quindi la formazione diventa meno allineata. Da qui la necessità di prevedere nuovi strumenti che permettano la formazione continua. Anche la professoressa Brollo parlava già che il legislatore prevede, no, questo supporto alla formazione. Si parlava anche di formazione in modalità remota, no, di formazione in modalità smart in qualche modo, e chiaramente le nuove tecnologie in questo caso ci possono aiutare. Io cerco di portare un po', di mettere un po' sul tavolo del workshop questa prospettiva delle nuove tecnologie per la formazione continua appunto dei lavoratori anziani. Ecco, diciamo, partendo da quello di cui mi occupo io, ho pensato così che una degli strumenti insomma, che potrebbero essere messi in gioco, non ho pensato solo io in realtà, è quello della realtà virtuale. Prendendo una definizione del 1993 pubblicata su una dei magazine diciamo, più famosi diciamo, di IEEE, la realtà virtuale viene definita come la presentazione di ambienti generati sinteticamente, quindi generati in qualche modo diremmo al computer o comunque attraverso un calcolatore, che forniscono all'utente degli stimoli che possono essere visivi, il mezzo principale, ma anche uditivi o anche di altro tipo. Si parla adesso anche ad esempio di stimoli tattili. Dalle origini ad oggi la realtà virtuale è stata utilizzata per la formazione in diversi ambiti. Qui metto solo due puntatori a due indagini della letteratura insomma, che riportano poi vari articoli, e quello che emerge è che la realtà virtuale è uno strumento effettivamente efficace per incrementare le competenze, ma non solo, anche per coinvolgere l'utente nell'attività di formazione e per incrementare la presenza intesa qui come la sensazione di sentirsi nell'ambiente generato dal computer, quindi di sentirsi veramente in questo ambiente diverso e quindi poi poter fare un'esperienza di formazione quasi come fosse una formazione su non so, i dispositivi veri, no? Le situazioni vere. Ecco, una cosa interessante anche di un rapporto recente
è quello dell'affrontare il tema del decadimento delle competenze. Di nuovo il lavoratore anziano, no, si trova a lavorare a un tempo che si allunga, no, rispetto alla formazione, e molte competenze si è visto che hanno un tempo di decadenza che invece va nell'ordine degli anni, quindi è necessario che andiamo a ripetere certe attività di formazione per contrastare questo decadimento. E anche qui vediamo che degli studi recenti sulla realtà virtuale si concentrano proprio su questo argomento, quindi come possiamo utilizzare la realtà virtuale per una formazione frequente e favorire quello che viene chiamato, no, retraining, no? Per il mantenimento appunto delle competenze. Ecco, per non essere astratto vi porto due esempi di lavori su cui appunto siamo stati coinvolti direttamente noi, insomma, dell'Università di Udine, in particolare del laboratorio di interazione uomo-macchina. Ne ho scelti due che hanno dei temi in qualche modo affini al contesto lavorativo. Uno parla di procedure di sicurezza. È vero che nel contesto di incidenti aerei, ma di sicurezza si parla abbondantemente anche nel mondo del lavoro. L'altro dei due ha a che fare con la rianimazione cardiopolmonare e, come sapete, è una delle competenze che il responsabile di primo soccorso all'interno delle aziende deve effettivamente avere. Quindi sicuramente nelle aziende di una determinata dimensione deve essere almeno qualcuno che sappia fare la rianimazione cardiopolmonare. Ecco, ho un po' messo anche un paio di figure, insomma, per avere qualche idea, qualche immagine. Ecco, nella serie di 6 figure in alto vediamo questo scenario di evacuazione di un aereo dopo un ammaraggio e qui abbiamo confrontato in uno studio con utenti un gruppo che si formava con la realtà virtuale e un gruppo invece che si formava con il metodo tradizionale, le schedine che troviamo, no? Le safety card che troviamo nell'aereo, no? E la cosa curiosa insomma, che abbiamo notato è che se noi confrontiamo le competenze immediatamente dopo la formazione, quindi gruppo VR prova uno scenario in realtà virtuale, gruppo schede studia le schede, facciamo un test di conoscenze subito dopo, entrambi i gruppi effettivamente acquisiscono delle conoscenze, anche in maniera non dissimile tra i due gruppi. Però poi cosa abbiamo fatto? Una settimana dopo siamo andati a riverificare le conoscenze e qui chiaramente no, insomma, è un risultato anche insomma, interessante. Abbiamo visto che il gruppo che ha provato la realtà virtuale ha mantenuto più competenze del gruppo che si era formato sulla scheda tradizionale. Si ipotizza perché ha vissuto in qualche modo un'esperienza, chiaramente sono temi da approfondire poi con ulteriori studi. Ecco, il secondo caso invece vedete che ci sono io in particolare che un po' faccio la dimostrazione presa da un video insomma, che abbiamo fatto relativo all'articolo poi e parla di rianimazione cardiopolmonare e qui abbiamo mostrato che la realtà virtuale è utile sia per acquisire conoscenza procedurale, quindi qual è la sequenza esatta dei passi che devo seguire nella rianimazione cardiopolmonare, ma anche per acquisire abilità manuali, quindi so manualmente praticare il massaggio cardiaco in modo corretto e in particolare qui si evidenzia una differenza tra la realtà virtuale che utilizziamo senza il manichino e quella in cui abbiamo anche un manichino integrato. Vedete, in qualche modo dall'immagine non si capisce, ma quello che l'utente vede è un manichino, appunto un personaggio, un paziente finto, diciamo virtuale, sintetico, ma al contempo riceve un feedback tattile, un feedback aptico, facendo il messaggio sul manichino reale, che tramite una serie di sensori è sincronizzato con il mondo virtuale. Ecco, questo insomma tutto bene, insomma fino a qui, no? Quindi realtà virtuale sembra interessante ed efficace, anche in un contesto insomma, affine a quello lavorativo, ma la domanda che sorge in questo workshop, diceva la professoressa Fili, abbiamo più domande forse che non risposte, la domanda è se la realtà virtuale è efficace anche per la formazione di lavoratori anziani. E qui di nuovo vi porto una serie di domande e di sfide. Siamo sicuri che gli utenti anziani non abbiano difficoltà con i dispositivi per la realtà virtuale, non siano più abituati a una formazione di tipo tradizionale che è più simile a quella che hanno fatto a suo tempo? Siamo sicuri che gli anziani siano coinvolti e presenti nel mondo virtuale come i giovani e quindi che l'effetto sulla motivazione, no? E poi l'efficacia sia paragonabile? O ancora, abbiamo questi bei sistemi di realtà virtuale, magari anche con guanti a esoscheletro, feedback tattile, no? Visori evoluti, magari disponibili in centri di formazione o anche a un prezzo ragionevole sui luoghi di lavoro. Però a casa
parlavamo prima, no, di formazione in modalità smart, lo facciamo anche a casa, gli facciamo arrivare a casa il guanto, il casco, diventa un pochino più difficile. Allora, per poter affrontare bene questo tema faccio una distinzione importante, c'è già nell'articolo del 93, quindi non è una distinzione nuova, ma che adesso assume un valore in qualche modo nuovo con le nuove tecnologie a disposizione. La distinzione è tra realtà virtuale immersiva e realtà virtuale non immersiva. La prima è quella che utilizza o il visore, no, che si indossa un po' come nelle figure che avete visto prima, oppure dei grandi schermi, no, in cui che proiettiamo tutto attorno all'utente. Quindi l'utente, no, è in una stanza in cui tutto attorno, anche sul soffitto e sul pavimento, proiettiamo il mondo virtuale. E qui possiamo avere un'interazione che magari utilizza dei controller, magari anche con il tracciamento della mano, come quello che vedete in figura, no? È un controller anche di un casco, diciamo, commerciale, quindi a basso costo, che ci permette di tracciare i movimenti della mano. Oppure appunto i guanti, eventualmente anche ad esoscheletro di cui vi parlavo, che ci permettono anche di avere la sensazione di afferrare le cose, cose di questo tipo. Dall'altra parte abbiamo la realtà virtuale non immersiva, che è quella che può essere visualizzata sul monitor del computer, quindi anche, non so, di questo portatile, o addirittura il trend recente è quello di visualizzarla sullo schermo di uno smartphone o di un tablet. E qui la cosa è interessante perché si stima che l'80% della popolazione, diciamo, dei paesi più sviluppati abbia a disposizione uno smartphone, e quindi davvero adesso possiamo dire: ah, ok, facciamo formazione in realtà virtuale non immersiva anche a casa. Qui va una piccola parentesi, abbiamo un articolo recente pubblicato quest'anno che parla di un'applicazione proprio per telefonini, e questa applicazione, lo studio riporta lo stato a quando avevamo 3 milioni di utenti, adesso siamo arrivati a 10 milioni di utenti. In tutto il mondo questa applicazione appunto è stata scaricata da 10 milioni di persone, quindi con la realtà virtuale non immersiva effettivamente riusciamo a raggiungere e formare, poi ci sono una serie di valutazioni che trovate nel paper, anche appunto le persone che hanno semplicemente uno smartphone a disposizione. Ecco, uno potrebbe chiedersi a questo punto: ma i risultati che otteniamo, no, con le due modalità sono confrontabili, oppure se lo formiamo a casa in modalità smart magari non è tanto efficace come se lo formassimo, no, con la realtà virtuale immersiva? E qui questo paio di figure vi mostra un'immagine presa da un sistema di addestramento in realtà virtuale immersiva, quindi col controller gli utenti fanno cose con le mani, e lo stesso tipo di sistema invece su dispositivo mobile, quindi con una serie di pulsanti, cose da toccare, no, con il touch sullo schermo. Ecco, in questo studio che abbiamo pubblicato l'anno scorso abbiamo visto che da un punto di vista dell'apprendimento di procedure i risultati tra modalità immersiva e non immersiva sono in qualche modo comparabili e in entrambi i casi migliori del metodo di formazione tradizionale, quello basato sulle schede. Abbiamo un vantaggio però della realtà virtuale immersiva per quanto riguarda coinvolgimento, soddisfazione e presenza, e questo a lungo andare, no, per motivare anche una persona a continuare autonomamente a rinfrescare le conoscenze potrebbe giocare un ruolo. Ecco, la osservazione però importante che ho voluto mettere in grassetto nella slide è che il test che abbiamo fatto ha coinvolto tutte persone che hanno meno di 30 anni. Quindi di nuovo torniamo alle domande di qui sopra, no? Funzionerà allo stesso modo anche con gli anziani? Ecco, allora quello che abbiamo voluto un po' fare è andare a capire se in letteratura qualcuno si era già mosso in questa direzione. Abbiamo fatto l'estate scorsa l'interrogazione a uno dei database di pubblicazioni con delle keyword particolari per andare a prendere gli studi recenti, quindi quelli dopo il 2010 col cambio, no, dei caschi. Ci siamo focalizzati su un tema specifico: salute e sicurezza collegati al mondo del lavoro, quindi non ogni contesto lavorativo, quindi insomma, va tutto preso, insomma, con le dovute precauzioni. Abbiamo incluso nella ricerca anche i serious game. I serious game sono dei videogiochi che utilizzano l'intrattenimento per degli obiettivi seri, secondo questa definizione di Zaida. Poi questo ha prodotto una serie di risultati, abbiamo fatto un procedimento di esclusione di quelli che non erano pertinenti, ad esempio serious game non in realtà virtuale, articoli in cui VR era una sigla per dire tutt'altro e non in realtà virtuale, e così via. Fatta questa operazione di pulizia rimangono 73 articoli. Ecco, di questi che hanno delle valutazioni con gli utenti, perché abbiamo di nuovo escluso quelli che magari avevano un bel sistema in realtà virtuale ma che non lo valutavano, quindi non sapevamo l'efficacia. Ecco, di questi, estraendo i dati sull'età dove erano disponibili, se prendiamo la definizione dell'ONU, quindi utenti anziani uguale over 60, troviamo che solo 4 studi
includono almeno un utente anziano perché dichiarano un range di età il cui limite superiore appunto è superiore a 60, quindi solo 4. Se poi andiamo a vedere gli studi dove l'età media dei partecipanti è quella che caratterizza un gruppo di utenti anziani, non ne abbiamo trovati, ok? Perché quello che ha l'età media più alta è questo studio che parla di un'età media di 51 anni. Quindi sicuramente avrà dentro magari anche qualche lavoratore over 60, ma ne avrà anche di quelli che non sono utenti, non sono lavoratori anziani. Quindi vediamo insomma che è difficile estendere automaticamente. Ecco, quindi qui così anche arrivo alla slide conclusiva. Cosa possiamo dire? Possiamo dire sicuramente che la realtà virtuale si è mostrata efficace per acquisire e anche per mantenere le conoscenze. Sicuramente è uno strumento interessante, anche magari con la componente del serious game per coinvolgere e motivare l'attività di formazione, quindi abbiamo queste persone che si formano senza che glielo chiediamo, no? Giocano al nostro gioco, ad esempio, o tanti altri giochi prodotti da altri colleghi e si formano implicitamente in qualche modo. Però abbiamo anche che i risultati che abbiamo visto in letteratura non sono quasi mai ottenuti con anziani e quindi non possiamo dire che siano automaticamente estendibili. Quindi evidenziamo in qualche modo una necessità di fare nuovi studi, quindi questo è un compito nostro insomma, collettivamente, per testare la realtà virtuale con questa categoria di utenti, con gli utenti anziani, e in particolare degli studi specifici che ci permettono di capire quale modalità di fruizione, ad esempio immersiva o non immersiva, è più adatta per questo tipo di lavoratori. L'obiettivo finale che chiaramente vogliamo è quello di progettare nuovi sistemi in realtà virtuale mirati al target degli utenti anziani che permettano loro di proseguire l'attività lavorativa in maniera efficiente e soprattutto in sicurezza. Grazie, molto interessante anche questa prospettiva. Grazie. Chiamo adesso al tavolo Caterina Mazzanti, assegnista di ricerca presso il nostro Dipartimento di Scienze Giuridiche, che ci parlerà di un tema a cui si è già fatto cenno, le fragilità tra poliedricità e multifattorialità. Buongiorno a tutti e a tutte, ringrazio la professoressa Filì per questa bellissima opportunità di far parte del gruppo di ricerca e di partecipare oggi. Il tema che affronto io è un tema senz'altro molto stimolante, soprattutto se si accoglie una prospettiva post-pandemica. È un tema che è nato proprio nel contesto della pandemia, ma che sicuramente ci interesserà anche per il prossimo futuro. Il titolo della mia relazione, declinato al plurale, è appunto le fragilità tra poliedricità e multifunzionalità. Perché parlo al plurale di fragilità? Perché in realtà il contesto della pandemia ha messo in luce come si possa parlare di più fragilità. La fragilità è una realtà a più facce. Il legislatore della pandemia, del contesto pandemico, ha senz'altro affrontato e si è preoccupato di tutelare la fragilità delle persone che versano in particolari condizioni di salute precarie, perché esposte al rischio di contrarre il virus e di vedere aggravata la propria condizione di salute. Si è poi preoccupato sicuramente di tutelare in qualche modo anche le persone che svolgono una funzione essenziale all'interno del nucleo familiare, in quanto caregivers, in quanto presentino familiari a carico con disabilità o figli. Ha però trascurato in qualche modo, lo possiamo dire, perché è presente soltanto un cenno molto confuso, poco chiaro, la terza faccia della fragilità, che è la fragilità psicosociale. Ed è proprio su questa fragilità che mi sono soffermata con la mia ricerca e di cui quindi parlerò oggi. Quindi facciamo un piccolo passo indietro e cerchiamo di capire chi sono queste persone, chi sono i lavoratori e le lavoratrici con fragilità psicosociale. Rispondere a questa domanda non è semplice, perché quando parliamo di fragilità psicosociale ci troviamo di fronte a una realtà veramente confusa anche a livello scientifico, perché la fragilità psicosociale non trova in realtà una definizione univoca nella letteratura scientifica. Quando parliamo senz'altro di fragilità psicosociale
è pacifico, che si fa riferimento al disturbo mentale che nel contesto della pandemia è stato tutelato laddove coincida con l'area della grave disabilità, non è assolutamente stato tutelato laddove invece si presenta in forma lieve. Quindi il disturbo mentale di lieve intensità è un disturbo trascurato non solo nel contesto pandemico, ma trascurato in generale. Nel mondo del lavoro, infatti, le misure dirette a garantire, a tutelare la persona con un disturbo mentale di lieve intensità nel lavoro, ma anche nell'accesso al lavoro, sono ancora molto scarse. Sono direi quasi inesistenti nel caso delle persone affette da una forma di autismo ad alto funzionamento. Quando parliamo di autismo parliamo di un universo veramente complesso, un labirinto, perché l'autismo chiaramente presenta molte forme. Parliamo di spettro autistico e quando si fa riferimento all'autismo ad alto funzionamento si fa riferimento a quelle forme di autismo che colpiscono la persona nelle capacità di interazione con gli altri, nella capacità che diventa purtroppo nel contesto attuale una sorta di incapacità, un ostacolo nel leggere il linguaggio comune, la comunicazione verbale e non verbale, che si traduce nel momento in cui la persona vuole accedere nel mondo del lavoro a un'impossibilità di fare accesso al lavoro e, laddove invece lavori, si traduce in un rischio enorme di discriminazioni. A fianco all'universo dell'autismo troviamo poi l'universo molto discusso in realtà a partire dalle definizioni che non sono univoche, della neurodiversità, quindi di tutte quelle forme, pensiamo il disturbo da deficit di attenzione o l'iperattività, che possono essere definite come delle peculiarità, delle caratteristiche, non come delle malattie, ma che sicuramente se non comprese, se non inquadrate correttamente nel contesto lavorativo, si traducono ancora una volta in un ostacolo, in un problema per la persona che viene discriminata e, laddove non lavori, in un'impossibilità ancora una volta di accedere al lavoro. Questo quadro complesso della fragilità psicosociale diviene ancora più complesso e intricato nel momento in cui si aggiunge un ulteriore fattore, che è quello protagonista del discorso del dibattito di oggi, l'anzianità. L'anzianità infatti rappresenta un fattore aggravante in tutte queste situazioni di fragilità psicosociale. Perché? Perché gli studi oramai sono abbondanti in tal senso, è chiaro, è evidente alla luce del sole come le persone colpite da questi disturbi, che sia il disturbo mentale di lieve intensità, che sia una forma di autismo anche ad alto funzionamento, che sia una neurodiversità, nel momento in cui invecchiano, aumentano il rischio di isolamento e di esclusione, oltre ad aumentare il rischio di, laddove isolate e sole, ricadere in patologie psichiche ancora più gravi che ne determinano quindi una sofferenza molto forte. E quindi sicuramente c'è da chiedersi che cosa si può ricavare dall'esperienza della pandemia. C'è da chiedersi soprattutto se lo smart working, il lavoro da remoto, il lavoro da casa, per queste figure, per queste persone di fragili psicosociali, possa effettivamente rappresentare un accomodamento ragionevole, quindi possa rappresentare una misura a tutela che incentivi il lavoro, oppure, al contrario, se rappresenti una fonte di esclusione, un problema quindi ulteriore. E sicuramente gli studi condotti in questo periodo hanno messo in luce come le persone con fragilità psicosociale, trascurate dal legislatore perché non destinatarie di specifiche tutele e dunque trattate come, tra virgolette, gli altri, quindi le persone diciamo normodotate, nel senso le persone che rispondono agli standard comuni, hanno sofferto di più
perché si sono trovate nella realtà appunto dello smart working a dover affrontare quotidianamente il problema dell'isolamento e della solitudine, vedendo quindi aumentare la propria emarginazione, la propria sofferenza. Quindi c'è da chiedersi se in una prospettiva a lungo termine lo smart working possa rappresentare invece una misura inidonea per queste persone. Quindi la palla a questo punto passa agli studiosi, ma passa anche al legislatore, mancando una disciplina a tutela delle persone con fragilità psicosociale, e ci si deve dunque interrogare su quali siano a questo punto le misure più adatte per tutelare queste persone. Beh, se guardiamo al rapporto di lavoro, abbiamo uno strumento sicuramente poliedrico, uno strumento elastico, se vogliamo, che si può senz'altro adattare anche alla realtà della fragilità psicosociale, ed è quello degli accomodamenti ragionevoli. Gli accomodamenti ragionevoli sono, se vogliamo, delle risposte ritagliate su misura della persona che versa in una condizione di fragilità. Può diventare l'accomodamento ragionevole quindi una valida risposta. Quindi ritagliare ad esempio le mansioni su misura della persona chiamata, destinata quindi poi a svolgerle, può essere una prima risposta al problema della fragilità psicosociale. In questo senso, nel contesto delle aziende più grandi, si sta già sperimentando la figura anche del diversity manager, quindi un lavoratore che conosce chiaramente il problema dell'esclusione di determinati lavoratori in condizioni di fragilità, e che quindi può essere propriamente utile a trovare le soluzioni anche a livello di mansioni da svolgere più adatte per questi lavoratori. La seconda risposta che si può provare a dare, e questa volta è rivolta invece al problema dell'esclusione dal mercato del lavoro e dall'esclusione proprio dal lavoro in senso lato, è rappresentata dal budget di salute personalizzato. Che cos'è il budget di salute personalizzato? Il budget di salute personalizzato è un percorso che viene proprio ritagliato su misura della persona che ne è destinataria. Il budget di salute personalizzato è uno strumento che è stato ampiamente utilizzato in Regione, in Friuli Venezia Giulia. C'è un'esperienza anche abbastanza diffusa in Campania e in Sicilia. Manca tuttavia una disciplina a livello nazionale che consenta di allargarne anche la sfera d'applicazione a livello nazionale. Il budget di salute personalizzato che cosa consente di fare? Consente di utilizzare delle risorse economiche indirizzandole, quindi anche da un punto di vista della sostenibilità economica è senz'altro uno strumento interessante. Dicevo, utilizzare risorse economiche non solo per garantire l'assistenza sanitaria e sociale della persona con fragilità, ma anche per garantire un inserimento lavorativo della persona con fragilità. In questo senso il budget di salute personalizzato è stato utilizzato soltanto per il momento nei confronti di persone con gravi disabilità, soprattutto anziane, proprio perché sappiamo che l'anzianità, come dicevo, acuisce i problemi di salute e sociali legati alla fragilità, ma sarebbe interessante pensare a questo strumento in un'ottica di più ampio respiro, quindi rivolgendolo anche ai fragili psicosociali più lievi, quindi le persone con, come dicevo, autismo ad alto funzionamento, disturbo mentale lieve, neurodiversità. E quindi sicuramente in una prospettiva post-pandemica si può cogliere, a mio avviso, l'opportunità che ha lanciato il legislatore con il DL 104 del 2020 di implementare il budget di salute personalizzato. Il legislatore, proprio in una prospettiva post-pandemica, ha fatto un breve cenno, un breve riferimento all'interno del DL 104 proprio al budget di salute personalizzato, pensandolo come possibile strumento per risolvere il problema dell'esclusione dei fragili psicosociali. Vi ringrazio per l'attenzione.
Grazie Caterina, molto interessante. E adesso invito al tavolo il dottor Gianluca Picco, anche lui assegnista di ricerca in diritto del lavoro nel nostro Dipartimento di Scienze Giuridiche, che ci parlerà di caregivers e lavoro irregolare. Eccoci, buongiorno a tutti e a tutte. Ovviamente anch'io ringrazio la professoressa Fili per avermi coinvolto in questo progetto di ricerca che parte da un dato molto preoccupante, ossia le ultime relazioni dell'Istat e anche dell'Ispettorato del Lavoro denunciano che nel mondo del lavoro domestico c'è un tasso di irregolarità pari al 58%, quando invece in altri settori si attesta attorno al 12-13%. Diffusione del lavoro irregolare che è dovuto innanzitutto, ci lo dice la dottrina, lo nota la dottrina, a una certa tolleranza da parte dello Stato nei confronti della irregolarità nel lavoro domestico rispetto ad altri settori, Stato che manifesta anche un'inerzia punitiva che si può spiegare solo in relazione a quella particolare funzione di cura a cui assolvono le caregivers nei confronti dei soggetti deboli, in via suppletiva, supplendo al welfare pubblico che è notoriamente in difficoltà. Ma c'è anche da dire che nel lavoro domestico non c'è quello stigma sociale generalizzato nei confronti del lavoro irregolare che è proprio di altri settori, perché se negli altri settori i consociati, la collettività denunciano il lavoro domestico, il lavoro irregolare, perché sì, da un lato priva il lavoratore di alcune tutele minime, ma dall'altro lato priva lo Stato di gettito fiscale e contributivo, questo stigma sociale generalizzato non c'è nei confronti, come dicevo, del lavoro irregolare nell'ambito domestico, quasi come sia qualcosa di accettabile che le lavoratrici domestiche, le caregivers, lavorino senza contratto, senza tutele, senza garanzie. C'è anche da dire che è importante che i costi del lavoro domestico siano inferiori rispetto ai costi del lavoro extradomestico, perché altrimenti le famiglie non possono permetterselo. E quindi c'è un contenimento dei costi che passa attraverso vie legali e attraverso vie illegali, tant'è che in dottrina si parla di sfruttamento legale, sfruttamento bianco, per differenziarlo dallo sfruttamento illegale. Contenimento dei costi che passa per esempio attraverso delle tecniche legislative cosiddette sottrattive, ossia al fatto che il legislatore esclude l'applicazione di alcune tutele proprie del lavoratore subordinato classico ai lavoratori domestici, anche per evitare la meccanica estensione di alcuni obblighi alle famiglie che sono un datore di lavoro molto particolare. Per esempio, non si applica tutta la disciplina di tutela sulla salute e sicurezza sul lavoro, ossia il decreto legislativo 81/2008, non si applica la disciplina sui congedi parentali, non si applica alcune disposizioni in materia di orario di lavoro, ossia del decreto legislativo 66/2003, c'è l'inapplicabilità della disciplina sui licenziamenti individuali, inapplicabilità del divieto di licenziamento per causa di matrimonio o fino a 1 anno di età del bambino. Contenimento dei costi che passa anche attraverso una proliferazione nel settore dei contratti collettivi nazionali, passa attraverso una difficoltà di organizzare sindacalmente le lavoratrici domestiche, proprio perché sono disperse nel territorio, manca un collegamento tra di loro e tante volte le lavoratrici domestiche non sono consapevoli dei propri diritti, quindi rinunciano a rivendicare i propri diritti in un clima di totale arrendevolezza. Contenimento dei costi che può passare anche tramite un più agevole trattamento economico-normativo, sotto il profilo della durata del periodo di prova, sotto il profilo della indennità di maternità, dell'indennità di malattia, così come di infortunio sul lavoro. Però, come vi dicevo, si passa per il contenimento dei costi anche attraverso vie illegali, ossia abbiamo il lavoro nero, il lavoro sommerso classico, ma abbiamo anche il sottoinquadramento, la minore dichiarazione di
ore di lavoro rispetto a quelle che vengono effettivamente svolte dalle lavoratrici domestiche, il mancato godimento dei riposi giornalieri, settimanali, annuali, così come il mancato o inesatto pagamento delle ore di lavoro notturno o di straordinario. Ma abbiamo anche casi che possono integrare lo sfruttamento del lavoro, il caporalato, di cui articolo 603 bis del codice penale. È chiaro che però più è alta, come in questo settore, la soglia dello sfruttamento del lavoro non penalmente rilevante, più si innalza di conseguenza la soglia dello sfruttamento del lavoro penalmente rilevante. Quindi diffusione del lavoro irregolare, che è causato, come vi dicevo, da una certa tolleranza da parte dello Stato, ma anche da una certa difficoltà da parte dello Stato a controllare i luoghi di lavoro, a controllare le famiglie, oppure a spezzare quell'interesse condiviso tra famiglie e lavoratrici di rimanere nell'ambito del lavoro informale, nell'ambito del lavoro sommerso, soprattutto se le lavoratrici domestiche sono anche presenti irregolarmente nel nostro territorio. Vi dicevo anche che c'è un'inerzia punitiva da parte dello Stato, perché notiamo che c'è una certa diffusione anche del fenomeno della somministrazione irregolare nel nostro territorio, nell'ambito domestico, però c'è anche una nota dell'Ispettorato del 2017 che esclude l'applicazione delle sanzioni per la somministrazione fraudolenta e quella illecita nei confronti delle famiglie utilizzatrici della lavoratrice somministrata in modo irregolare. Quindi le sanzioni vengono applicate solo nei confronti dell'intermediario. Così come nell'ambito domestico non si applica per espressa previsione legislativa la maxi sanzione contro il lavoro sommerso, che è la sanzione più incisiva che c'è nel mondo giuslavoristico. Quindi si può vedere come, nonostante ci sia un alto tasso di irregolarità, lo Stato ha fatto poco, perché lo Stato si è occupato di fatto solo a porre in essere degli interventi di regolarizzazione delle lavatrici domestiche. Infatti dall'86 in poi noi abbiamo ben 7 sanatorie, di cui l'ultima in tempo di pandemia. Quindi aumentano le lavatrici domestiche, ma non fa di contraltare il miglioramento delle loro condizioni di lavoro. Questo accade anche durante la pandemia del Covid-19, perché anche in questa fase, nonostante sia emersa tutta l'importanza dell'apporto lavorativo delle lavatrici domestiche, tenuto anche conto di tutti i focolai che c'erano nelle case di riposo, lo Stato, nel momento in cui è andato a pensare a delle tutele, si è dimenticato totalmente dei caregivers, nonostante abbia pensato delle tutele addirittura per i lavoratori autonomi che sono stati storicamente dimenticati dal legislatore, quantomeno fino al 2017. Tant'è che alle lavatrici domestiche non è stata estesa tutta la disciplina della cassa integrazione guadagni in deroga, il discorso del blocco dei licenziamenti, il premio di 100 euro riconosciuto a tutti i lavoratori che hanno lavorato tutti i giorni del marzo 2020, così come, nonostante i documenti INAIL abbiano riconosciuto un rischio medio-alto del lavoro delle lavoratrici domestiche, poi i vari protocolli condivisi tra governo e parti sociali si sono totalmente dimenticati di loro. E quindi in questo contesto è necessario ripensare a delle misure nei confronti di queste lavoratrici proprio per migliorare le loro condizioni di vita e di lavoro. E in dottrina si è pensato ad esempio di aumentare la indennità di accompagnamento riconosciuta alle famiglie, però un aumento che è subordinato alla presentazione di un contratto regolare stipulato dalla famiglia con la lavoratrice domestica, oppure un aumento che viene versato tramite dei voucher che poi le famiglie lo utilizzano per usufruire di questi servizi socioassistenziali. Così come si è pensato a un sistema di deduzioni e detraibilità più consistente di quello attuale,
con deducibilità del 30% della retribuzione e 100% dei contributi che vengono versati dalle famiglie alle lavoratrici domestiche, o comunque un miglioramento delle condizioni di lavoro può passare attraverso un rinforzamento della tutela processuale nei confronti di queste lavoratrici, quindi tramite un alleggerimento dell'onere probatorio che può passare attraverso dell'introduzione di presunzioni relative che servono alle lavoratrici per dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato nei confronti delle famiglie. Quindi un ripensamento a tutto tondo sotto il profilo giuridico, economico e sociale del rapporto di lavoro e del rapporto lavorativo di queste lavoratrici, regole maggiori, più certe, più effettive, che sicuramente non saranno la panacea di tutti i mali, però possono plasmare la realtà sociale e il senso comune nei confronti di questo settore che è da sempre trascurato dal legislatore. Grazie. Grazie, anche questo è un aspetto molto interessante. Adesso l'ultimo intervento, dottor Massimiliano De Falco, assegnista di ricerca in diritto del lavoro e dottorando in diritto del lavoro, che ci parlerà di invecchiamento, competenze digitali e lavoro agile. Prego. Bene, buongiorno a tutte e tutti. Anzitutto vorrei ringraziare anch'io la professoressa Filì per avermi coinvolto in questo gruppo di ricerca e per avermi coinvolto oggi in questo importante workshop che offre un'occasione di confronto e apprendimento su una questione, ed è stato sottolineato più volte oggi anche da diverse angolazioni, che risulta essere assai rilevante, quale longevità per la sostenibilità. Bene, con questo breve intervento, che in realtà si pone in stretta continuità con quanto emerso dalla relazione della professoressa Brollo in apertura, vorrei riflettere sul ruolo delle competenze digitali nelle trasformazioni demografiche e tecnologiche in corso nel mondo del lavoro e quindi sul ruolo, a mio avviso, cruciale della capacità di utilizzo in modo sicuro, responsabile e informato delle tecnologie di base in tutti gli ambiti della vita quotidiana e in particolare in quello riguardante l'ambiente lavorativo, in uno scenario come quello attuale che è in continuo mutamento. L'idea è dunque quella di tentare di comprendere se e come le consapevolezze restituite dalla contingenza pandemica, specie in relazione alla possibilità di lavorare in modalità agile, possano consentire un invecchiamento attivo alle risorse umane più anziane, supportando dunque l'inclusione sociale di coloro che risultano maggiormente sfavoriti nel e dal digital divide. Come è noto, il mercato del lavoro si caratterizza per profonde dicotomie, rispetto alle quali pare posizionarsi trasversalmente quella relativa al divario digitale, che soprattutto nel contesto emergenziale ha enfatizzato e sta tuttora enfatizzando le disparità di accesso alle tecnologie tra le diverse fasce d'età della popolazione. E tali disparità sono certamente rese ancor più nette per le popolazioni anziane, per la componente della popolazione più anziana, in quanto questa risulta maggiormente esposta al rischio di esclusione, poiché spesso priva di una adeguata alfabetizzazione digitale. E questo è quanto traspare anche in maniera abbastanza nitida dalla più recente reportistica nazionale, che se per un verso sottolinea come la pandemia abbia determinato un'importante accelerazione verso la transizione digitale del nostro Paese, per altro verso purtroppo
continua a registrare la persistente arretratezza della penisola rispetto al grado di digitalizzazione delle competenze delle persone ivi residenti. E in questi termini lo stato di calamità e le misure adottate per contenere di fatto il contagio, pur evidenziando le vulnerabilità dei più fragili, hanno messo in risalto le nostre capacità di attivazione, con un ricorso massivo e forzato al lavoro agile, che però, a mio avviso, non sembra essere stato accompagnato da una sufficiente attenzione di imprese e istituzioni ai processi di innovazione di lungo periodo, specie per quanto riguarda il lato della formazione. Il rischio è dunque quello che si origini una nuova polarizzazione del mercato del lavoro a scapito di coloro che per ragioni anagrafiche risultano meno propensi ai cambiamenti digitali in corso. Ma in un futuro in cui il patto di agilità si presta a divenire protagonista indiscusso dell'organizzazione del lavoro, occorre allora valorizzarne le potenzialità quale strumento inclusivo, di modo che a nessuno ne sia precluso o comunque limitato il godimento. Perché se è vero che il lavoro agile costituisce sia uno strumento, come immaginato dal legislatore del 2017, per favorire produttività e conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, sia una misura, come si evince anche dal recente protocollo nazionale siglato lo scorso 7 dicembre, di accomodamento ragionevole per il diritto al lavoro dei più fragili, ebbene, assunto ciò, occorre chiedersi anche se il lavoro agile possa rappresentare, e qui mi approprio di una espressione utilizzata dalla professoressa Filì in un suo saggio, il vero vaccino contro la rottamazione degli anziani, dando quindi forma e sostanza a quel disegno da tempo in realtà immaginato anche dal legislatore europeo di una solidarietà intergenerazionale. Sul piano operativo, però, come anticipavo, una simile constatazione porta a riflettere sul ruolo centrale delle competenze digitali quali drivers abilitanti il lavoro da remoto. Oggi più che mai, infatti, la leva della formazione, specie sul versante digitale, diviene un vero e proprio strumento di sopravvivenza per fare in modo che la condizione senile non sia più considerata alla stregua di una fase improduttiva della vita umana, bensì come una fase da intendersi in piena continuità con le precedenti. E in questa direzione certamente una partita decisiva è giocata dalle politiche attive del lavoro, che dovranno concentrare gli sforzi proprio su percorsi di miglioramento delle competenze delle persone. E altresì un ruolo cruciale è rappresentato dal PNRR e dalle risorse da questo stanziate per colmare il divario digitale. Queste ultime in particolare lasciano sperare in una inversione di tendenza, in quanto grazie alla costituzione di un apposito fondo Repubblica Digitale e con investimenti mirati sulla persona e sulle sue competenze, l'obiettivo è espressamente quello di raggiungere il 70% di cittadini e cittadine digitalmente abili entro il 2026. Servirà allora a rafforzare tutti quegli strumenti di formazione permanente e i percorsi di aggiornamento professionale continuo e mirato per consentire a coloro che vorranno e potranno accedere al lavoro agile il pieno accesso senza che vi siano margini di esclusione e di discriminazione per
determinate fasce d'età della popolazione. Ora, avviandomi alle conclusioni, restituisco in ultima battuta l'attenzione al lavoro agile. Se oggi l'articolo 20,2 della legge numero 81 del 2017 prevede che al lavoratore impiegato in forme di lavoro agili può essere riconosciuto il diritto all'apprendimento permanente, occorrerebbe allora valutare anche solo a scopo promozionale la possibilità di convertire quel può con un deve, trasformando così quella che è una mera facoltà riconosciuta e rimessa all'accordo tra le parti in un diritto esigibile dal prestatore, soprattutto se anziano, per una manutenzione costante delle sue competenze e per valorizzarne l'esperienza in termini appunto di valore da diffondere sia all'interno dell'azienda sia all'interno del mercato del lavoro e per accompagnare la persona in modo attivo durante gli ultimi anni della sua carriera. Io restituisco la parola alla professoressa e vi ringrazio tutte e tutti per l'attenzione. Grazie, abbiamo creato una perfetta sintonia tra i vari interventi, cogliendo diversi aspetti. Io ringrazio tutte e tutti per l'attenzione. Vi ricordo che la registrazione di questo evento sarà caricata sul canale YouTube dell'Università di Udine, Play UniUd, a cui faranno seguito anche le videoclip delle altre collaboratrici e collaboratori partecipanti a questo gruppo di ricerca, e vi segnalo anche che gli atti di questa ricerca saranno collocati open access sulla piattaforma ADAPT, in quanto pubblicati con la casa editrice ADAPT University Press. Grazie a tutte e a tutti.